Anna frequenta il quarto anno del liceo linguistico a Bassano, ha una media voti di 8,3 e per questo è riuscita ad accedere ad una borsa di studio, quella del programma Itaca erogato dall'INPS. Il fondo è finanziato da dipendenti pubblici come Paola, la mamma di Anna, che insieme ad altre centinaia di famiglie italiane sta lottando per avere giustizia. Dei 10.000 euro per 6 mesi in Irlanda, solo un terzo era a carico della famiglia, che ne aveva già versati 1.500, e anche l'INPS aveva fatto la sua parte, erogando 3.420 euro. Questi soldi sono andati all'agenzia STS, che aveva organizzato viaggio e soggiorno. STS però fallisce a metà ottobre, come scrive anche sul suo sito. L'unica cosa che comunicazione che ci ha dato è che loro sono associati con il fondo Astoi. Il fondo Astoi è il loro fondo assicurativo e risulta nell'articolo 20 del contratto che noi abbiamo firmato con STS e dovrebbe essere il fondo Astoi a doverci risarcire. Il fondo Astoi precisa a tutte le famiglie coinvolte e anche sul suo sito che, non essendo quello un pacchetto turistico di vacanza studio, il rimborso non è dovuto. Una piccola buona notizia è arrivata dopo molte insistenze dall'INPS. Che possiamo comunque usufruire a fine viaggio però dell'altra metà della borsa di studio che Anna si è guadagnata e ci verrà data dopo, per cui nel frattempo comunque dobbiamo pagare di tasca nostra tutto. Le borse di studio dell'INPS sono 1.500, vanno da un minimo di 6.000 euro per un trimestre in Europa a un massimo di 15.000 per un intero anno scolastico extra Europa. Ad Anna, come a tutti i ragazzi che si sono trovati in questo grosso imbroglio, vogliamo dire, e che hanno un diritto rispetto alle borse di studio che si sono guadagnati ripeto, per meriti scolastici, prettamente per meriti scolastici, e che hanno diritto a fare questi viaggi, questo anno di studio all'estero su cui avevano contato e per cui si erano preparati.